Oggi è sempre il palo. No, sì, grazie a Dio ho detto un figlio molto bello. Sì, e oggi la partita, lo più importante che iniziamo, io oggi come tutte le squadre abbiamo fatto una grande partita, però manca il gol, però vediamo nel trascorso del campionato perché manca tanto, però sì, penso che deve tenere un po' di tranquillità a la hora di definire. Non solo tu per il palo. Sì, però in lo personale penso che deve fare altra cosa di più perché ho pensato nel secondo palo, il primo palo, ho pensato tanta cosa che non ho fatto nessuna, però penso che la squadra è stato bene e per questo ho pensato la partita. Non solo tu potevi segnare, avete sbagliato un sacco di occasioni sotto rete. Sì, però penso che risaltare un po' lo che facciamo, no? La corsa, lo tattico, lo che il mister sempre ha parlato, noi lo facciamo. Dobbiamo fare lo gol, però con un gol o con tre sempre lo più importante è vincere la partita. Tu stai giocando tantissimo, praticamente insomma fra nazionale tutto sei sempre impegnato, come ti senti? Ti senti un po' faticato? Si parla spesso di tuo nome, oggi però ti abbiamo visto correre tantissimo di nuovo. Sì, no, penso che io dopo la partita non sempre senti fatica, senti un po' di stanco, però con il lavoro che facciamo come gruppo tecnico, preparatore fisico, dottore, sempre recupero in 1 o 2 giorni già pronto per la prossima partita. ¿Y tú cómo te llamas? Pablo José. E ci dice com'è il papà? Come essere il papà? È bravo? Sì. È bravo? Non è facile perché Napoli è una grande squadra, una squadra che gioca a Champions. Non era facile in casa di loro, però oggi era più importante vincere la partita perché i nostri tifosi merece questo perché sempre accompagnano a noi. Uno tifoso che merece che noi siamo in prima classifica o secondo e noi giochiamo per vincere sempre. Dobbiamo giocare così per continuare nella prima posto. Dove può arrivare l'Udinese? Secondo te tutti ci direte a 40 punti, ma secondo te che sei qua già da un po', qual è la potenzialità di questa squadra? È una grande squadra o è una media squadra l'Udinese? È una squadra con un buon giocatore, con un buon gruppo tecnico, una società buona e questo è più importante perché il giocatore sempre sta motivato per fare cosa di più, però noi dobbiamo pensare in partita tra partita perché il campionato è lungo. Senti Pablo, si parla sempre anche di mercato in casa udinese, a voi queste voci disturbano o vi fanno piacere in un qualche modo? No, per noi è più importante essere prima o seconda in classifica perché il mercato le piace che la squadra sempre esté giù, non esté abajo, entonces para noi è più importante continuare così perché tutti i giocatori merecen miglior cosa o un po' di più. Questa squadra può mantenere un posto in Europa, secondo te? Può arrivare tra le prime 6? Penso che se continuiamo così, se giochiamo così, stiamo per la grande cosa. Da partita dobbiamo fare di più per continuare, che il mister sempre stia tranquillo. Dalle prime 6, poi non tra le prime 6. Continuando così ci si può stare tra le prime 6. La prima 6? Del campionato. Udinese, continuando così può stare tra le prime 6. Ah, le prime 6? Ah, però noi dobbiamo pensare non prime 6, ma pensare primero o secondo. No, proprio prime 6. Senti. L'obiettivo nostro è arrivare a 40 punti e stare più tranquillo. Abbiamo perso con una grande squadra come Napoli. L'importante oggi era ritrovarsi il nostro gioco, perché ci piace quel gioco che dimostriamo, abbiamo ritrovato di Natale e poi è uno che fa sempre essere contento per noi perché continua a fare una grande partita. Avete ritrovato di Natale anche
anche se il lavoro, diciamo anche quello più grande l'avete fatto voi, che continuavate continuamente a passare, a fare passaggi, sempre che basta, avete comunque sia oggi portato a casa una prestazione esemplare. Sono molto contento perché in tante partite gioco un ruolo nuovo per me e ho fatto un bello complimento a Basta perché sto facendo abbastanza bene, però quello è il motivo di tutta la squadra, che almeno con la Samoa fanno una grande partita e corrono tanto, questo è la squadra. Ce l'abbiamo fatta. Grazie. Maurizio, senti, vi siete subito riscattati, una grande prestazione, qualche occasione di troppo sbagliata, per oggi l'Udinese sarà l'Udinese a cui ci siete abituati. Sì, abbiamo fatto una grande partita con una grande squadra, sapevamo che il Palermo girava molto bene la palla, che aveva tanti giocatori importanti, però penso che oggi abbiamo dimostrato essere una squadra cattiva e forte. Come ho detto prima, abbiamo sbagliato tanti gol, però l'importante è che abbiamo fatto un gol di Natale e abbiamo vinto quella partita. Senti, tu come ti trovi? Sempre più utilizzato in questo ruolo di interno, stai convincendo sempre più, tu come ti senti? Io bene, ho detto al mister che sono contento perché sto giocando bene con Basta, le ho fatto un bel complimento a Basta perché sta facendo bene, ho giocato tanti partite a destra, però tante partite anche gioco a centrocampo e mi trovo abbastanza bene con lui. Giovedì già la partita di Madrid, ci sarà un po' di turnover e voi quanto ci tenete a ben figurare al Vicente Calderón? Andiamo a fare bene, se turnover lo fa il mister penso che tutti stanno pronti, tutti i giovani vogliono giocare, l'abbiamo dimostrato quando abbiamo mandato a Scozia, quando abbiamo giocato con Atletico Madrid, l'importante è che siamo tutti pronti. Tu a Glasgow eri subentrato, avevi un po' cambiato il volto della partita, quanto ti senti responsabile adesso come giocatore simbolo dell'Udinese? Simbolo no, simbolo di Natale. Anche però voi insomma, oltre a Di Natale che ovviamente il capitano è il faro, però tu e altri state diventando lo zoccolo duro della squadra. Questo è un merito del mister perché sempre sta vicino a me a parlarmi che devo stare pronto per tutti, devo parlare con i compagni nuovi perché io ho già quasi 4 anni e mezzo qua in Udine, però l'importante è lui sempre mi parla bene e vuole che cresca ancora di più tanto come giocatore che anche come persona. Perfetto, grazie. Parola per te al Barça, cioè saresti giocatore da Barcellona anche tu? Non lo so se sono giocatore del Barça, hanno tanto a Alves di là, entonces non penso che le manchi io tanto. Ma Sanchez ti ha telefonato mai per farti complimenti? No, ho parlato con lui nel Cile, lui sta bene, è importante per lui stare insieme a calciatori importanti e anche più forti del mondo, però io sono contento per lui perché per il nostro paese è importante che i giocatori cileni giocano in una squadra forte come Barcellona. Ma lui segue ancora l'Udinese? Sì, tanto, perché penso che la carriera è fondamentale per lui, dove il mister lo ha messo in una posizione che per noi è stato fondamentale, ha cresciuto tanto e per questo motivo è andato a giocare a Barcellona. Sei pronto a fare il turnover giovedì a star fuori o vuoi giocare? Sempre voglio giocare, però se ne dà l'opportunità ai tuoi compagni che siano pronti e l'importante è che la squadra sia bene. Cioè stai bene o sei stanco? No, sto bene, ho riposato contro il Napoli e sì che posso giocare. Senti, la classifica, voi adesso guardate in alto oppure siccome Guido Lin parla sempre dei 40 punti? Anche noi parliamo dei 40 punti. Noi non abbiamo fatto così l'anno scorso, per noi l'importante era arrivare a 40 punti, la salvezza, e dopo già se arriviamo pronto pensiamo un'altra cosa. Ma ve l'aspettavate a inizio campionato di trovarvi adesso secondi da soli in classifica dopo 10 giornate? No, penso che no, io sinceramente no, perché si parlava tanto di che hanno dato giocatori importanti, che non era essere la mia squadra l'anno scorso, e penso che il mister ha lavorato tanto con questa squadra, con giocatori nuovi, e penso che stiamo facendo abbastanza bene. D'accordo i 40 punti, tanto ci direte tutti la stessa cosa finché non ci arrivate. Però questa squadra, secondo te, in che posto è nel campionato italiano? In tutta onestà, è arrivata terza l'anno scorso. Per me le squadre forti sono grandi, per me è importante arrivare alla Coppa UEFA e giocare ancora, perché è importante per noi giocare. Quindi per tornare a... È importante, per me seria fondamentale quello. Cioè puntare all'Europa di nuovo, dici? Sì, lo primo è i 40 punti, già dopo pensiamo a puntare anche alla Coppa. Ma secondo te è stato più scontro diretto mercoledì a Napoli e oggi col Palermo? Per me sono due squadre fortissime. Ti riposati un po'?
Sono una squadra fortissima, oggi sapevamo noi che il Palermo girava la palla fuori, che aveva giocatori importanti e tutti e due erano partite difficili, l'importante è che abbiamo vinto oggi e abbiamo fatto una grande partita. Senti, dei nuovi, chi ti ha sorpreso di più? Perché Danilo è un grande giocatore, uno che sempre sta nella posizione giusta, che si è trovato bene con Benati e Domizzi, penso che lui è un fondamentale che ha arrivato.